16 persone denunciate per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e truffa aggravata ai danni delle agenzie di lavoro interinali e dell'INPS. È il risultato di un'indagine condotta dal Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza. In particolare la Tenenza di Ortona, con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Lanciano, ha scoperto un gruppo dedito alla ricerca di società in crisi delle quali acquistavano le quote e, variandone sede, oggetto e capitale sociale, gradualmente le conducevano al fallimento. Nel 2018 si sono inseriti nella compagine di una società spostandone la sede a San Vito Chietino e tramite false manovre di bilancio ne hanno aumentato fittiziamente il capitale sociale portandolo da 3.000 a 45.000 euro per dare l'immagine di un'azienda solida. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato che la società operava come cartiera, cioè costituita per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di imprese riconducibili a un unico imprenditore. Procedura illecita utilizzata anche da altre 2 società e da una ditta individuale, tutte prive di struttura aziendale, caratterizzate da capitali fittizi, limitata operatività nel tempo e mancato assolvimento degli obblighi tributari. Le 3 società cartiere e la ditta individuale sono state usate per emettere fatture per operazioni inesistenti per più di 1 milione di euro. Truffata un'agenzia di lavoro interinale che ha fornito alla società di San Vito Chietino personale mai impiegato. I lavoratori venivano assunti e pagati per fittizi lavori di pulizia e sanificazione dalla società di lavoro interinale alla quale il committente non ha mai corrisposto i compensi per oltre 37.000 euro. I lavoratori fantasma, infine, una volta interrotto il rapporto con la società, richiedevano all'INPS addirittura il contributo per la disoccupazione, traendo così in inganno anche l'ente previdenziale.